emozionati? Un po'? Che no, vuole suonare anche lei, signora? Sì. È emozionata. Bene. Concentrati. Vai. Come avete sentito, il tema quest'anno era Shrek, cartone che si presta molto a lavorare non solo sulla musica ma anche sulle emozioni. Per chi magari non ci conosce, non so quanto a casa vi hanno raccontato i bimbi, velocemente vi riassumo: i bambini sono stati divisi in due gruppi. I draghetti, che sono coloro che arrivano a Musichera con già un'esperienza musicale, magari già fanno parte di qualche realtà che può essere la nostra o altre, e i ciuchini, che sono invece arrivati a Musichera totalmente digiuni o quasi di musica, ma ora non lo sono più, perché infatti i ciuchini in questa settimana hanno conosciuto le dinamiche, i piani, i forti, i veloci, i lenti, tutto, e poi gli strumenti musicali. Si sono cimentati con diversi giochi e attività musicali, mentre il gruppo dei draghetti hanno potuto suonare insieme, per qualcuno era la prima volta, imparando ad ascoltarsi, ad intonarsi, hanno perfezionato la loro tecnica anche per quanto riguarda la respirazione e molti aspetti che sono poi importanti per quando riprenderanno le lezioni classiche in aula. Hanno poi lavorato entrambi i gruppi con il canto, e poi sentiremo. Hanno fatto ritmica,
fondamentale per entrambi i gruppi, mentre il pomeriggio hanno avuto attività un pochino più, forse, non so come definirle, la musica a 360 gradi che va a toccare altri aspetti. Abbiamo avuto le campane tibetane, i gong, le emozioni che quindi la musica con le sue energie, le sue vibrazioni ci può far arrivare, e quest'anno più che mai sono emerse veramente tante emozioni profonde. I bambini si sono un po' confidati, è uscito il tema del bello, del brutto, dell'esclusione, dell'inclusione, dell'amore, della sofferenza. Sono stati momenti molto forti e anche molto toccanti, e io li ringrazio perché si sono proprio aperti. È stato molto molto toccante questo momento. Poi abbiamo avuto il laboratorio sui microfoni, abbiamo imparato l'importanza e il duro lavoro di chi, come il nostro DJ Tommy, che dopo conosceremo meglio, deve amplificare un complesso, un gruppo. Non è facile, dopo ci ritorniamo. E abbiamo avuto le divise storiche, perché noi come associazione siamo anche fanfara sezionale degli Alpini di Udine, quindi abbiamo coinvolto il gruppo di Udine delle divise storiche, delle Fiamme Verdi, che ci hanno raccontato, ricreando qui in divisa una piccola trincea, come vivevano i soldati, ma anche gli abbiamo chiesto: c'era la musica in trincea? Facevano musica i soldati? E abbiamo scoperto di sì. Abbiamo scoperto cosa suonavano, è vero, l'armonica a bocca, e anche le canzoni che hanno addirittura inventato proprio al tempo della guerra. E spero di non... Ah sì, dimenticavo il padrone di casa. Abbiamo incontrato Ciuchino, perché ne abbiamo tanto parlato. Abbiamo avuto di mattina noi qui Shrek e Ciuchino, ma un giorno sono arrivati ben 3 ciuchini, perché c'era la mamma, il piccolino e uno nella pancia della mamma, è vero? E loro hanno provato a far fare agli asinelli un percorso. Erano in 2, dovevano intanto andare d'accordo i 2 e poi far muovere l'asino, e non è stato facile, vero? Sì. Ce l'abbiamo fatta però. Bene, questo era solo per spiegarvi. Adesso lasciamo spazio alla musica e abbiamo qui il maestro Federico Biondi, che ormai è un veterano di musichera e della nostra scuola, che ha curato la musica d'insieme. E io lascio a te, Federico, la parola. Buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia. Cercherò di essere brevissimo. Ho preparato quei 45 minuti di discorso che mi sembra, no? No, scherzi a parte, allora noi vi presentiamo 2 brani, uno solo i Draghetti e il secondo brano invece sarà in collaborazione con i Ciuchini, con i bambini del maestro Stefano, coordinati dal maestro Stefano, che avete sentito prima. No, che non avete sentito prima, avete sentito sempre i Draghetti, quindi sentirete dopo. Il primo brano è un brano di Edward Elgar, compositore inglese, si chiama Pomp and Circumstance, famosissimo, spero che lo riconosciate, e comunque se non lo conosceste sarà sicuramente un bel sentire, perché loro sono veramente bravissimi, sono stati bravissimi, è stata una bellissima settimana come ogni anno. E quindi faccio i ringraziamenti adesso ad Agnese, a Claudio, a tutti, al DJ Tommy, a tutti gli assistenti, tutti gli animatori, e a Stefano anche, e vi facciamo ascoltare i nostri 2 brani, quindi Pomp and Circumstance e 2 danze rinascimentali di Tilman Susato.
fatta con super successo. Adesso un attimino dobbiamo allestire il palco. Allora, i draghetti escono con lo strumento e le custodie e poi ritornano. I leggii e le panche vengono messi alla parete e i ciuchini un momentino si siedono nell'attesa. E adesso io lascio a Dania la parola che vi racconta lei. Salve a tutti, buongiorno, io sono Dania e sono la maestra di canto di questi due gruppi meravigliosi. Ora si esibirà il gruppo dei Ciuchini con due canzoni. Diciamo che il primo è un medley composto da 3 canzoni famosissime e soprattutto anche adatte per bambini. Ci vuole un fiore, Hakuna Matata e All'alba sorgerò. E dopodiché faremo un'altra canzone per intero, che sicuramente la conoscete molto meglio perché è quasi un classicone della musica italiana, ovvero 50 Special. Ah, vedete che la conoscete. Quindi io vi dico, se volete cantare insieme a noi, potete farlo. Se le canzoni le conoscete, magari anche, non so, battere le mani o alzare le braccia, canticchiare qualcosa, potete farlo tranquillamente. Ok? Buon ascolto. Volevo dire solamente una cosa, che ho sbagliato a dire il titolo della prima canzone, mi sono confusa con l'altro gruppo, scusate. È fine agosto anche per me. Era Il cerchio della vita dal Re Leone. Scusate, sono confusa.
sono diverse, no? Quindi hanno imparato anche a convivere, i più grandi con i più piccolini. Chi suona da tanti anni, chi da meno, chi ha appena iniziato. C'è stata anche una bella collaborazione tra di loro. Ecco Dani, a te. Ok, grazie, siamo pronti. Ora invece con quest'altro gruppo, il gruppo dei Draghetti, vi presentiamo un altro medley sempre di 3 canzoni e un'altra canzone sempre per intero. Questa volta il medley è composto da Ci vuole un fiore, la canzone è quella di prima, Il coccodrillo come fa, una canzone che i bambini la conoscono, quindi sapevo che avevano voglia di cantarla, e Waka Waka, quella di Shakira, quella dei mondiali di calcio del 2010 mi pare, qualcosa del genere, sì. E poi abbiamo una canzone molto estiva, moderna, perché qua ok ci sta la tecnica, ci sta l'intonazione, però una bella Roma Bangkok la cantiamo tutti, giusto? Quindi se la sapete cantatela anche voi. Buon ascolto!
Ecco, volevo spendere, scusate se vi rubo un po' di tempo, ma volevo solamente spendere 2 parole. Sono stati 4 giorni, compreso oggi, stupendi. Non mi sarei mai aspettata sia il gruppo dei Draghetti sia il gruppo dei Ciuchini che imparassero così velocemente queste canzoni. Di solito per un bambino ci vuole molto più tempo, ok? Ci vuole molto più tempo. Loro sono stati bravissimi perché in 4 giorni hanno saputo dimostrare la loro bravura e soprattutto hanno imparato in pochissimo tempo queste canzoni e anche bene. Quindi io direi di tornare a fare un applauso. Posso dire anche, mi hanno fatto un po' emozionare. Perché? Perché quando ero piccola io, anche io ho fatto parte di un coro, no? Il piccolo coro del Friuli Venezia Giulia. E insomma, insegnare canto a questi bambini e mettermi nei panni di chi dirige questo coro mi ha fatto ritornare un po' in mente quei ricordi che avevo quando ero piccola, di quando ero nel coro, quindi mi sento un po' il mio maestro precedente di canto, quindi mi ha fatto un po' emozionare questa cosa. Tutto qua, grazie mille. Devo dire che quest'anno lo staff docenti era super e le emozioni sono state tante. Cosa hanno fatto? Hanno prima capito che si può suonare con il proprio corpo, poi che si può suonare con la natura, con gli elementi della natura, poi che si può suonare con tantissimi materiali e infine che si può suonare con gli strumenti musicali che hanno provato. Oggi vi mostriamo come abbiamo suonato con tanti materiali diversi in questi giorni. Non sono neanche tutti, ma c'è una bella rappresentanza. Ci mettiamo i giornali qua davanti seduti, prima voi due e poi i 2 giornali qua. E c'è. Siccome abbiamo avuto anche un laboratorio sui microfoni e in più quest'anno avevamo un DJ Tommy, che merita un grande applauso. Tommaso arrivava ogni mattina alle 7:30 e lavorava in continuazione per darci musica, darci audio. Ogni nostro desiderio si poteva realizzare con il DJ Tommaso. Ci ha fatto divertire, ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare. E l'abbiamo messo alla prova perché noi volevamo amplificare le bottiglie, amplificare le bolle e lui ce l'ha fatta. Siamo pronti? Concentrati?
tutto questo ieri e sono sicura che vi state chiedendo cos'è questo strumento, perché le altre cose le conoscete, ma il giardinoforo forse no. Venite qua, Elia e Giorgia, che hanno preparato anche la spiegazione. Allora, litigheranno fino all'ultimo su questa spiegazione. Facciamo come la prova. Inizia Elia. Allora, questo è il giardinofono e Bravo! È fatto di gomma che usiamo per bagnare l'orto, anche proprio la parte, come vedete, iniziale. E questo cos'è? Un imbuto. E noi lo abbiamo usato per imparare a suonare che strumento? gli ottoni. Gli ottoni, perché per suonarlo c'è lo stesso meccanismo degli ottoni, cioè cosa si fa, Giorgia? Si deve pennacchiare dentro. Ora, gran finale, manteniamo tutti sul palco che facciamo la nostra danza propiziatoria di ogni mattina per salutarci. E poi è finita. Bene, bene. Allora, gambe ben piantate a terra. Facce da orco. Pronti?